Buongiorno amici di Matto Scacco, ben ritrovati nella serie più adorata del canale, Missione 1500 punti. Siamo qui con Patrick. Ciao, ciao a tutti. Come va? State bene? Noi stiamo bene. E Patrick, tu stai bene scacchisticamente parlando? Ci sono stati giorni migliori, ci Ci sono sono stati stati giorni giorni migliori. migliori, perché purtroppo è stata una settimana altalenante, dove ho fatto un po' di partite, ne ho giocate anche tante, però alla fine della fiera mi sono trovato con 20 punti in meno a fine settimana e per fortuna sono rimasto sempre sui 1200. Infatti proprio ieri ho fatto l'ultima partita, poi l'ho persa e ho detto: "No, mi devo fermare che se no inizio la puntata che sono pure sotto i 1200". E niente, detto questo però noto che praticamente molte partite le perdo e non capisco il motivo vero. Non so come spiegarlo bene. Magari adesso andando a fare qualche revisione come al nostro Sì. solito si capisce un po' di più, però veramente sto facendo una fatica incredibile a salire adesso che sono a 1200, ma tanto. Rispetto a prima, tantissima differenza. Ok, ok. Allora, cerchiamo di capire che cosa ti Mh. blocca. Magari sono una cosa momentanea, cioè tu pensi di giocare bene, poi magari la Sì. partita. Ok, ok. Sì, penso di giocare bene, poi mi ritrovo, nel mezzo della partita che alla fine sono in svantaggio dinamico, perché magari siamo proprio pezzi pari e poi a un certo punto mi ritrovo con meno pezzi rispetto all'avversario. Però dico: "Cavolo, ma com'è possibile? Cosa è successo? Cosa è successo? Dov'è che ho sbagliato?" Okay. Chiaro. Bene, adesso no, allora partiamo subito, dico subito come è organizzata questo incontro di oggi. Intanto, piccola sponsorizzata, è uscito su Amazon e sullo store di Matto Scacco il libricino sul sistema Colle. Finalmente in italiano, tra l'altro non c'è più nulla. Una volta c'era quel libro bellissimo che divorai, penso in 2 giorni, del maestro Fide, che credo sia diventato maestro internazionale nel frattempo, Alessio De Santis, sul sistema Colle. Tra l'altro da lì poi mi è nata il mio amore per questa apertura, poi non si trova più in commercio neanche a vendere un rene, e adesso c'è questo di Matto Scacco, copertina verde. Questo è il quarto della serie Aperture Vincenti, quindi se volete spulciarlo direi che è il momento giusto per farlo, ma direi ora di partire. Allora, ho organizzato l'incontro di oggi in questo modo: ci spulciamo un paio di finali, perché ormai abbiamo capito che puntiamo tutto lì. Chi è che lo diceva? Era un maestro con la quale andavo a fare i tornei di scacchi e mi diceva che i finali sono la fabbrica dei punti, secondo lui, perché spesso si arriva nei finali pari, poi c'è quello che non sa come giocarlo e quindi lo butta lì il finale, e quello che non sa come giocarlo si ruba i punti facili perché Giustamente. quindi finali, poi ci vediamo qualche posizione che ti ho preparato, 2 o 3 partite, e se riusciamo giochiamo anche, ma vorrei oggi giocare per vedere qualcosa. Andiamo? Va bene. Sì, andiamo. Allora, fammi condividere subito la position e andiamo. Questo qui e questo qui. Allora, questa è la posizione che vediamo oggi, un finale classico re e pedone. In questo caso abbiamo il re che è davanti al pedone, il pedone deve andare in questa direzione, e questo viene definito pedone di torre. Se era qui era pedone di cavallo, se era di qui era pedone d'alfiere, eccetera, eccetera. Okay. Ehm, Come prova il bianco a poter vincere questo finale? Mossa al bianco. Eh, I due re sono in opposizione. eh sì, che lui può darmi opposizione in eterno. Bravissimo. L'unico modo per cui a E un se certo punto, spingo il quando tu ti pedone? sposti, lui non prende, esatto, se spingi il pedone. Io spingo il pedone, lui si sposta, lui chiaramente deve andare i No. esatto, lì, e io però devo dargli opposizione. Sì, se gliela dai, solo che non crei la casa di fuga cioè di promozione per il Ah no, giusto, giusto, quindi vado in non mi viene la casella che non c'ho questa scritto. qui. Esatto, in Okay. G6. Lui prende l'opposizione. A questo punto l'unica cosa che ci rimane da fare è la E spinta. spingere? Sì. Però purtroppo si rifugia nell'angolino, e adesso su questo è stallo, No, perdono il pedone. Quindi
in pratica non c'è modo di vincere questa posizione. Ah, okay, quindi questa è la versione diciamo giusta, Esatto, ma piccola che andava regolina che può aiutarti in genere, soprattutto quando ti trovi nei finali. Occhio che i pedoni di torre, quindi in H e in A, alzano sensibilmente la possibilità di patta. Tu dici: "Ah, c'ho il pedone in più", ma se è di torre ti può andare praticamente di sfiga e patta uguale. okay, sì, però deve essere molto bravo. Sì, sì, molto bravo e Cioè io viceversa probabilmente anche l'avrei se ce perso l'ha. questo torneo. Okay, okay. Anche se ce l'ha l'avversario, sappi che non è detto che se c'ha il pedone in più questo finale è perso, ma perché sei di torre, tu te la giochi bene con l'opposizione, eccetera, puoi rifugiarti nell'angolino. Il fatto che il re nero si possa rifugiare nell'angolino, è l'ancora di salvezza. Io questo qui sarebbe stato che una di quelle partite che avrei abbandonato, Okay. probabilmente. Se fossi Sì, stato sì, col sì. nero, Se fossi stato col nero, sì. Sì, e se fossi stato Sì. col bianco avrei chiesto la patta a priori prima. Okay. Cioè per farti capire, cioè col nero era persa, col bianco invece era patta. Okay, okay. Sì, poi uno se la gioca Però è perché così. magari se il nero gioca male, tipo qui, non so, se il nero, che ne so, andava qui, questa diventa vinta subito, come si vince? Con il re in G sotto. G. Esatto, esatto, a questo punto, anche se si avvicina, il pedone è scortato e si va pronto. Quindi cioè uno vale la pena che giocarsela fino alla fine, poi se vede che il nero sa come giocarla, niente. Bene, andiamo al prossimo Bene, esempio, un pochettino più oh porca no, ho si è visto le visto frecce. tutto. Sì, ho visto le frecce. A sto giro le ho viste. Ma le avevo tolte, son sicuro che le avevo tolte. Ho visto proprio un triangolo. No, vabbè, vabbè, ormai abbiamo spoilerato già tutti Spieghiamola. come andava e va bene così. Mossa Vabbè, al bianco? mossa al bianco, mossa al bianco. Allora, forse l'avevamo già detto un po' l'altra volta del movimento del In re. diagonale. Sì, sì, sì. Bravissimo. E questa è la spiegazione totale di questa cosa che abbiamo visto l'altra volta. Quindi, Per non allora, il far pedone entrare il suo bianco re va in di qua, diagonale. il nero va di qua. È ovvio che tutti e due re ora si devono avvicinare a questi pedoni cercando di mangiare con l'avversario e scortare il proprio, no? E il Sì. re ci può arrivare così e me lo mangio, oppure ci può arrivare così con lo stesso numero di mosse e me lo mangio. Okay. Ti faccio vedere che se vado in questo modo il nero riesce a pattare. Se vado in questo modo, che è la stessa identica cosa, la strada poi ti riporta allo stesso punto, con lo stesso numero di mosse, il bianco vince. Andiamo a vedere. Assurdo. Così. Il re nero si avvicina e guarda che il re nero non è stupido, non sale in questo modo, ma sale con le diagonali. Ah, perché anche lui facendo il triangolo è Anche la lui stessa faceva la cosa. diagonaletta, bravissimo. L'idea ovviamente è quella di avvicinarsi e di pappare qui. Quando vede che Opposizione. non c'è più la possibilità di andarsi, perché se ora il nero gioca questa Eh? mossa al bianco, Io mi avvicino al pedone. tu ti Ah, avvicini al pedone, e lui si avvicina al pedone. tu sei vicino al pedone, però a sto Eh no, punto è però finito. ormai esatto. Esatto. Quindi la tattica anche lui di andarsi a prendere il pedone non c'è. Guarda che cosa vuole fare il nero. Ta 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 tan. Opposizione diagonale. L'idea qual è? È che se il bianco si avvicina a pappare quel pedoncino, siamo nella stessa No, posizione di prima. sì, Pedone di questo è torre non si vince questo. Puoi andare su, io vengo qua, andare qui, stallo. Non sì, c'è modo di cavolo. vincere. Quindi Okay. sapere questa cosa qui ti fa pattare questa posizione che sarebbe, quindi rivediamo un attimino, scusami, re in E7, quindi il re che va dritto in questo posto qui e il re nero che fa questo giro lungo per accerchiare da dietro Per perdere punti. il re bianco e arrivare nella posizione che abbiamo visto prima. Il modo invece di muoversi tramite le diagonali cambia tutto, perché
adesso che il nostro re prende questi spazi, evita che il re nero possa avvicinarsi così tanto e quindi possa farsi quella manovra, chiamiamola di aggiramento, che ci ha girato lateralmente e poi ci ha chiuso verso il lato della scacchiera. Sì. Adesso re di 6 sarebbe un errore, perché prende l'opposizione e fa lo stesso lavoro di prima. Questa è giusta. Che vedi che tiene fuori il re nero, non riesce ad avvicinarsi come vorrebbe. Può anche prendere l'opposizione, ma Andiamo se via. andiamo su, può prendere l'opposizione diagonale, andiamo su, può prendere l'opposizione diagonale, andiamo su e non c'ha più opposizioni da prendere. Quindi anche se va in C6, Noi ci spostiamo. ci spostiamo e il pedone va. Quindi questa cosa Incredibile. qui, sì, è incredibile. Quindi ricordati sempre, se devi andare così, conviene sempre prenderla tramite diagonali perché fai meglio da scudo anche all'avversario che non può avvicinarsi e fare le cose che vorrebbe fare e tu ci metti lo stesso numero di mosse. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Recentemente ho giocato dei finali, solo che non mi ricordo se ho utilizzato la tattica della diagonale del re, Ok, sincero. Magari sì, però non mi ricordo. ok, ok. Pensaci perché, insomma, diagonali sono... sono sempre da Fortissime. preferire, sono sempre da preferire. Anche lui non deve mai cercare di avvicinarsi così, ma deve sempre zigzagare per arrivare prima all'obiettivo. Bene, finita questa lezione sui finali, anche perché avevamo già spoilerato, ci è dato neanche il tempo di ragionarci, andiamo a vedere altre posizioni. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Ok, fammi sapere se ci sei, se vedi tutto. Sì, sì, vedo anche la Ho diagonale dato dell'alfiere. delle posizioni, qui c'è una freccia indicata e la domanda che ti faccio è cosa ne pensi se il bianco procede con questa mossa? Alfiere per cavallo in A6. Guarda un attimino, se vuoi ragiona ad alta voce, così. Ma questa qui è... Questa è semplice guardando i tuoi video. Hai fatto un reel recentemente proprio. No, beh, non recentemente, forse mi era capitato in uno dei tuoi reel vecchi, però mi era capitato per me fosse nuovo. E qua c'è da mangiare subito perché mi ricordo che dicevi che si ritrovava col pedone doppiato laterale, c'era il pedone davanti alla torre che era bloccato. Ma l'ho visto proprio tipo ieri o l'altro ieri. Ok, questa cosa è molto brutta e sicuramente è una mossa che mi piace. Ma sai che forse qui, ma proprio perché è una posizione particolare, forse mi piace anche altro? Ah E sì? questa, secondo me, dici, sbagliata non è che ti dico sbagliata. Ma forse vedendo questa posizione, vediamo se mi trovi quella mossa che forse è anche meglio di questa. Addirittura. E no, non penso sia alfiere B5. Ah, no, no. Cioè, Tolgo la freccia. sì. Cavallo E5. Carina, carina, merita perché ha supportato questo alfiere, Sì, questa mossa abbiamo detto che è forte. Ma ma non è questa quella. posizione particolare di questi suoi cavalli, soprattutto sto cavallo in A6, secondo me va punito. È una punizione questa sicura, ma c'è una punizione forse anche migliore. Ah, il pedone B4, così Sì, non si muove più. pedone B4 minacciando anche proprio la forchettina. Sì. E quindi qui, cioè, deve agire, ma cosa fa? Lo porto a casa, che è ancora forse peggio, no? E intanto mi sono allargato un po' sulla latitudine, poi posso giocare C4, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso forse questa espansione, che ne ricordiamo appunto, minaccia questa ulteriore spinta, secondo me è buona. Vediamo come a livello di motore come considera la cattura, ma secondo me, vedi, c'è.
Cioè B4 più 1.3 alfiere per 1.2, cioè va benissimo. Va Ok. ultra benissimo, quindi risposta esatta in ogni modo. Andiamo in questa posizione più incasinata, dove ti chiedo di trovare il matto per il bianco in una mossa. Questa è in matto in 1, però un po' incasinata, e quindi sembra magari scontata, ma pensaci un attimino. Alfiere di 7. Giusto. Alfiere di 7, doppio scacco. Noi sappiamo che sul doppio scacco c'è poco da fare. Sì. E sul nero non può andare perché c'è questo alfiere e qui c'è la donna. Bravo, visto subito. Ok, in partita questo è stato tratto da una partita vera, in partita il bianco non la vide. Poi in partita succede sempre di tutto, eh? Sì, chiaro. Vediamo quest'altra Sempre così. posizione. Qui la domanda è: come continueresti l'attacco? Secondo me il bianco qui ha un attacco abbastanza promettente. Vediamo se ti viene in mente un modo per continuarlo. Io porterei il cavallo in gioco con una manovra tipo E2, F4 e poi H5. Buono, Prima di spingere pedoni, fare cose, sicuramente farei buono. questa manovra. Sicuramente buona. Se ti propongo questa, la scarti a priori o la calcoleresti? L'ho pensata subito quella lì, solo Oh, che stavo vedendo che sì, mi mangia col pedone, io lo rimangio nel caso e lui mangia con l'alfiere. Non posso dar la torre perché mangia con la regina. Eh, farei alfiere e 5. Esatto. Penso che lui mi darebbe l'alfiere in questo caso. Presumo. Sì. ok, qui poi nero. Qua c'è una volta che sposto la regina o il cavallo, lui mi spinge il pedone per aprirsi la colonna della torre. Si spinge questo pedone qui. Sì, secondo me sì. Ok. Ok, torniamo un attimino all'inizio, vediamo se... l'idea di attivare il cavallo che è fuori gioco è senza dubbio buona, e qui nei pressi del re, qui fa danni sicuramente, lo si può schiantare, si può fare tante cose. Vediamo se c'è qualcosa di più veloce per caso, perché a volte in queste situazioni ci vuole una velocità di azione. Di più veloce. Alfiere F4. Ok. Cioè schiantandolo. Ah no, però c'è quella. Mm. Forse farei donna F3. Che lui qua cosa potrebbe farci? Dopo che faccio questa mossa. Tipo una roba strana così. Eh, qui io potrei spingere però il pedone H. In H4. E lui può mangiare lì. E io rimangio l'alfiere qua però.
Pedone, angeli pedone. Ok. Sicuramente l'iniziativa, cioè sicuramente c'è E tanta qui, roba. No, esatto, lì c'è. qui c'è tanta roba, dai. Cioè, non Non vero so che c'è se mangiare il scacco, pedone con scacco, oppure esatto, proprio per evitare lo scacco mio, vado in G4 e minaccio il matto. Lì. Ok, minacci il Lì però matto. poi tornare indietro con l'alfiere. O comunque devo mettermi comunque la donna e sono obbligato a cambiarla. Mm. No, Ok, forse sì, ok, mangiare il pedone. interessante. Facciamoci aiutare dal motore, vediamo se avrebbe visto qualcosa che a noi c'è sfuggita. Sicuro. F6 immediata. F6 immediata, come l'avevamo vista noi. E in Ok. caso di cattura, Bene. qui subentra, e vedi che gli esseri umani poi fanno fatica a vedere queste cose. Donna di 2 con attacco qui sopra e minaccia di matto. Ah, mizzica. Quindi cosa deve giocare? Deve difendere, cioè non Sale non su può col re. ignorare questa cosa, no? Sì, deve salire col re. Deve salire col re. È l'unica. Ma sulla salita di re arriva la tattica. Vediamo se qui riesci a vederla. Io farei alfiere F4. Alfiere nero F4, sì. Ok, è un po' lenta. È un po' lenta. Qualcosa di più immediato? Cosa di più immediato? E piccolo consiglio, la gran parte delle tattiche nascono sempre dopo delle catture. Sì, quasi sempre. Eh sì, stavo vedendo il pedone con Ecco, scacco, però. e se ne esce fuori con l'alfiere. Eh. Vai, andiamo avanti da qua. Ah, alfiere E5. Con Più l'inchiodata veloce? più veloce. Devo dargli la torre. Ah, alfiere E5. Ok, prendi tanto in considerazione le catture, anche quelle più strane, no? Torre su alfiere, anche questo sacrificio, anche questo, no? È il sacrificio di pedone che apre un pochettino la situazione. Questa era difficile, onestamente, da vedere. Però sempre dalle catture, quando hai idea che senti puzza di bruciato, che potrebbe esserci il matto, comunque l'avversario sta subendo un mega attacco, cattura. Ok, se gli schianto questo, poi lui schianta questo, io gli schianto questo, le catture ti aprono mondi infinite, perché è il modo più veloce perché lui sulla cattura lui deve ricatturare, no? O se no, se non ricattura ha perso quel pezzo lì, semplicemente. Quindi questo è il modo migliore. Quanto consideri alto il vantaggio del nero in questa posizione? Diciamo in un finale? Dimmi un po' cosa vedi. Vedo che noi abbiamo delle debolezze nell'arrocco, mentre lui è molto solido. Sì. Quindi sicuramente noi siamo carenti nelle caselle chiare, a differenza sua. Ok. In Però tutto noi ciò, abbiamo un pedone piccola leggermente più parentesi. avanzato. Sì, esatto. Stai dicendo, scusami, No, piccola scusa, in parentesi? tutto ciò poi la mossa toccherà al nero, però ora al di là della mossa, quello che mi interessa più secondo te è come valuti appunto la posizione. Stai dicendo il bianco ha un pedone più avanzato, Sì, ha anche un pedone in più. anche un 2 Due pedoni in pedoni in più. più. Due pedoni in più, sì. Ok, questo e questo. Sì. Le torri come le vedi? Come sono messe in gioco? Allora, noi abbiamo una colonna semi aperta, mentre lui è proprio su colonna aperta. E la regina, tra l'altro, non dico che sta minacciando la torre, però appena se dovessi perdere comunicazione alle torri, Sì.
Ce n'ha pure una sotto mira. Tra l'altro guarda anche un po' verso il re. Sì, differenza nostra. Io qua sinceramente forse sbaglierei perché chiaramente siamo sotto di 2 pedoni, però cambierei le torri. Ok. O meglio, cambierei quella torre lì aperta. E così se mi cattura la mia torre finisce su colonna aperta. Sì, probabilmente... Per entrare magari in probabilmente... settima. Sì, probabilmente è la cosa che forse andrebbe fatta, perché altrimenti diventa, come dici tu, entra in settima. Tra l'altro mosso al nero, entra in settima, c'è già una Il doppio minaccia. attacco. E qui che devi fare? L'unica difesa qual è su queste mosse? È torre F1. Ok, quindi una torre è già diventata passiva, questa è attiva Sì. e una è diventata passiva. Quindi ora da qui a trasformarlo in vittoria immediata ce ne vuole, però la Però ha molto posizione che qui... vantaggio. Esatto, il bianco la giocherà in difesa. Questi 2 pedoni contro l'1 vinceranno i 2 pedoni, si presume. Quindi sì, se qui il nero riesce a trovare il modo, anche solo per cambiare un paio di torri e magari le donne, sicuramente è gioco vinto facile. Sì, non cambierei anche le donne, esatto. Cambierei solo le torri. Proverei a puntare a cambiare solo le torri. Ma ho anche Sì. solo una, comunque alleggerisce di tanto. Ok. Non è facile da giocare questa posizione, però diciamo, teoricamente, in linea teorica, con 2 pedoni in più, i pezzi un attimino un po' più attivi, dovrebbe essere vantaggio. La donna di solito quando mi trovo in queste situazioni tendo sempre a tenermela perché magari se fa una svista col re, sbaglia, arriva qualche attacco doppio, recupero i pedoni, Sì, capito? no, ma ci sta tantissimo. E facciamo l'ultima allora. Sì? Cosa ne pensi di questo sacrificio? Se ha senso oppure no? Anche qui il bianco è abbastanza in fase d'attacco. Prova a fare 2 calcoli. Secondo me ha senso. Ti ispira? Sì. Mangio di pedone. Chiaramente non ci dovrebbe essere il cavallo che mi mangia perché gli arriva a scacco. Esatto. E qui mangio il cavallo. Continuiamo. Mangerei l'alfiere. Qua sono indeciso se tirare sulla torre. Calcola. Sì, tirerei sulla torre in F2. Matto forzato. Imparabile. Perché anche se scende con la donna, Sì, anche se fa... cioè deve darmi la donna. Esatto, imparabile. Sì, matto in 3. Ok, buona, ok. Con la tattica hai avuto un po' di tempo per farla, stai Sì, facendo sì, dati passi che sto veramente facendo. dentro perché veramente a livello strategico, posizionale sei molto avanti. Ecco cosa volevo fare oggi. Ecco cosa volevo fare oggi. Ho detto, "Ah, nella prossima puntata lo devo fare con Patrick. Ti faccio vedere una cosa che Sì, quando l'ho fatta io mi ha fatto capire che per il livello che ero, rispetto ai miei che avevano lo stesso punteggio, ero molto indietro dal punto di vista tattico e lì poi mi sono accanito sulla ok. tattica e il mio gioco è cambiato. Ero fermo sui 1600, non riuscivo a salire. Mi rendevo conto che mettevo i pezzi meglio dei miei avversari, ma perdevo. Ed eri Ti a faccio 1600, non ed ero a 1200. 1600, però mi rendevo conto che mi mancava qualcosa, in quel caso non avevo le armi abbastanza affilate. Pensa io quanto Poi faccio schifo. voglio farti vedere una cosa. Allora, vediamo, vedo tutto nero. Sì, eccolo qui. Ok. Allora, in alto, su Puzzle, Puzzle? No, ok. esatto, c'è Puzzle Racer, che è l'ultimo. Puzzle Racer. L'hai mai fatto? No. Ok, allora ti spiego come funziona, perché poi parti subito. Allora, noi cliccheremo dopo su partecipa a una gara pubblica. Cosa Ok. succede?
È molto carino perché ti danno tipo 3 minuti di tempo, adesso non mi ricordo quant'è il minutaggio, devi risolvere più problemi possibili in quel minutaggio. Ma gli stessi problemi identici vengono sottoposti anche ad altri. Quindi alla fine Ok, poi dei 3 minuti vedi, ti disegnano delle macchinine, tu c'hai una macchina di un colore, loro c'erano di un altro colore, vedi chi è arrivato primo, secondo, terzo e quarto. E quello ok. che puoi vedere, adesso mettiamo caso che sul liceo hai 1500, quello che puoi vedere è che magari tu sei Ce li arrivato ho. quarto e secondo è arrivato uno che ha 1200. Dici, cazzo, quello di 1200, come fai a essere più forte tatticamente di me? Cioè, ti Ah, rendi perché è veramente proprio con conto più persone, non è con uno più contro persone in uno. contemporanea. Tu giochi tipo con 4-5 che Ah, hanno ok. magari più punteggio di te, ma anche meno. E quando inizi a vedere che quelli del tuo punteggio o quelli sotto sono tanto più avanti di te, dici, qui c'è qualcosa che non va, devo sistemare. Quindi facciamoci un paio di queste gare e vediamo Ok. come va. Massimo Adesso? silenzio, ti O me le lascio devo fare? Ok, concentrare. ok. Quindi adesso. Qui clicco, vado. Sì, clicca e mi sa che parte, eccola qui. Hai 10 Ah, secondi, puoi cliccare su salta sul coso rosso quando proprio non la sai e puoi saltarne una, però per il resto è tutta tua. Sal Mossa al nero. nero, ottimo. Sei sempre il nero praticamente. Sbagliata. Cazzo. Poi la vediamo. Mannaggia. Mossa al nero. Ottimo. Mo? Sì, mossa al nero. Ok. Ok. Sempre mossa al nero. Buona. Mossa al nero. Ok, va bene, è finita. È finita. Allora, Ah, vediamo in giù come è andata a finire la gara. Allora, uno ne ha fatti 39 giusti. ultimo. Quello con la macchina. Se clicchi, se vai sopra, vedi il punteggio che hanno. Ok, questo c'ha 2005, era ovvio che aveva vinto lui. Vediamo le altre macchinine che punteggi hanno. Questo Mille- qui secondo me c'ha il tuo punteggio, eh. Eh Questo è sì, arrivato secondo. porca vacca. Poi 1800, 1700, ci sta, 1700. 1800. Questo non me lo fa vedere. Questo non esce, sarà stato un bot. Questo 1600, 1000. 1500. Anzi, Punto nelle rapid 90. 1300. Ok. Questo non fa vedere, questo non fa Non vedere. li fa vedere quei due lì. No, Ah, saranno magari senza punteggio. Ok, come puoi vedere però, quello lì con la macchinina fosforescente, 39. sì, perché Ma praticamente, fatto. vedi, tu hai fatto 7 punteggi, però vedi che c'è un 1 sotto illuminato, se tu ne fai tipo 4 giusti di fila ti dà la combo, quindi te ne fa fare un po' di più di quelli che ne hai fatto in realtà, capito? Quindi in realtà non sono 39, però magari ne ha fatti 30, ed è tanta roba. Puoi provare a farne un'altra che hai capito un po' come Sì, funziona? sì, Ricordi che c'è la levetta rossa, se uno proprio non ti viene in mente, levetta rossa e vai avanti. salto. Sì. Però perdo la combo. No, 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 te la dà come buona. Ah, Almeno questo è quello che mi ricordo. Sei sempre il ok. bianco. Ok, buono. 3 giusti. Ottimo, sei in combo, eccola qui. Eccola lì. Sempre bianco.
Allora, Saltala se vuoi. Ok, sempre il bianco. Stai scheggiando, sei arrivato primo, fa vedere, è finita. ah, Questa, andiamo giù? Ah no, no, però magari. ti sei posizionato bene. Vediamo gli altri che punteggio avevano. Questo non lo fa vedere. Ok. Vedi? 1500. Questo c'è il tuo punteggio, secondo me. Non è più basso, però vabbè, è più o meno lì. È lì, è lì. Questo 1900. Ok. Beh, qui sei andato molto bene su questa, eh. E 1200 io. No, qui sei andato molto bene. Tra l'altro ah no, ok. Sì, perché non è sbagliato una, vedi, è più Sono importante non 17. sbagliare, perché ti ha fatto la combo. Cioè 14 risolte, più ti ha dato un più 3 di combo e sei andato a 17. Sei arrivato terzo, no? Giusto? Sì, no, quarto. Vabbè, buona, questa è buona. Ecco, secondo me è molto divertente anche allenarsi in questo modo, perché vedi anche gli altri come vanno, no? Almeno non sei da solo, che sembra che giochi sempre da solo, eccetera. Ma qui puoi rivederti i problemi che magari non sei riuscito a risolvere. Tipo questa. Questo qui era l'ultimo, forse non hai fatto in tempo a finirlo. Sì, questo qua non sapevo cosa. Qua non capivo. Ah, no. Non lo so. Ah, c'era il cavallo. No. No, aspetta, cos'è che c'è qua? Oddio, faccio fatica a vederla. Ah, forse questa. Quella lì. Ah, Murco, sì. Bella. E dopo questa? Ah, ok. Ah, c'è qua. Bella. Ok? Ok. Quindi, insomma, puoi allenarti in questi modi, con questi puzzle racer e confrontarti con gli altri, anche giocatori più forti. Sì, È molto interessante. molto bello. Ottimo. Dovrò farlo. Condivisochess.com? Sì, dai, ci vado un attimino io, così vediamoci magari le ultime Sì. partite. E devo togliere la condivisione, no? Sì, Interrompi. sempre per la gioia. Si è interrotta? No? Interrompi. Riclicco. Bene. Ok, vedo tutto frizzato, proverò a fare io. In teoria, se faccio io dovrebbe andare uguale. Fammi sapere se vedi. A Vedi? me si è bloccato tutto. Io adesso ti vedo bene. No, ti vedo frizzato ancora. Allora, andiamo sul tuo profilo chess.com, vedo che siamo appunto a 1200, che comunque siamo già a 2/5 del nostro percorso. Qui forse è una mossa che devi fare entro 58 minuti. No, non io. Ah, ok, il tuo È avversario. sempre la famosa partita dove ho messo in pausa per 30 giorni. E penso Ok. sono calati già, cioè mancano già 2 giorni, eh. Ok, quindi ti mancano ancora, deve ancora giocare lui. Sì, mi E mancano 58 minuti, penso. qui do un po' di partite. Ok. Allora, io vedrei le ultime, che tra l'altro me le sono già segnate qui. Questa di, mamma mia, 60 mosse, una partita infinita. Vediamo cosa è Sì. successo. Ma Allora, qui hai giocato il tuo Londra. sì, qua mi ha fatto sta roba che proprio, Sì. questa apertura qui non la sapevo. Qua non sapevo cosa fare. Ok, sì, non sai che non sono sicuro che la donna Lo dall'altro so, lato stia sempre meglio. Non so se... immaginavo. Ok. Ok, un po' di casini, perché minaccerà prima o poi questa. E infatti Ok, cambi totali. Errore suo, guadagni il pedone di vantaggio. Finale. Ta-ta-ta-tam. Finali, ci sono 2 colonne aperte, quindi probabilmente torri qui. O tutte e 2 raddoppiate su una sola colonna, bisogna vedere. Lui qui c'ha il tempo sul tuo cavallo, il problema è che magari togli il cavallo ti entra in seconda, ed è una rogna totale. sì, infatti non l'ho fatto questa. Rogna totale, giochi questa, vediamo se lui te la può... Io volevo cambiare le torri, cioè io volevo No, cambiare è tutti i chiaro. pezzi, Volevo quindi capire se su questo lui ti poteva raddoppiare le torri.
e ti creava in casino. No, non ti creava in casino perché in caso di questa, tu non so, una mossa qualsiasi, lui raddoppiava le torri, la fortuna era che ritirando questo cavallo avrebbe poi difeso la torre ulteriormente. Quindi, però in molti casi succede che il cavallo non ritirandosi si deve ritirare e qui perdi poi una torre. Quindi Ok. occhio quando, diciamo, difendi i tuoi pezzi in questo modo, perché in qualche modo ti stai autoinchiodando. È vero che la torre ora è tenuta, però non ci vuole niente che lui ti fa un Ma qui raddoppio. non c'era sposto il cavallo, cioè Tipo qui così. Sì. sposto il cavallo e non fai in Sì, tempo sì, a sì. raddoppiare. Sì, anche. Sì, Cioè, sì. questa era la mia idea. Sì, no, così ti cambia lui. No, è O cambia lui o cambio io. andata bene. Com'è che è andata in partita? Ok, occupa l'altra. Ovviamente adesso non puoi giocare questa perché sennò ti cambia, poi perdi il supporto Eh del sì, cavallo. esatto. E infatti ho Hai fatto tolto il questo. cavallo. Hai tolto il cavallo e forse aveva... Cosa ha giocato qui? Ok, forse aveva questo cambio con scacco. I cambi, prima da considerare i cambi, prima di tutto il resto. Sì, sì. E forse ti poteva entrare qui. Tu non potevi entrare a dargli matto, anche se sei molto vicino, e anche lui. Qui non puoi salire, perché sennò c'è il matto. E qui c'è questo. Non l'avevo visto. Mm. E sono difficili, cioè veramente come non farlo entrare in settima. È il tutorial. Forse sai che forse ci voleva questa. Che se cambi vai di torre. Ah sì, è vero, con quella. Sì, cioè devi proprio evitare che con qualsiasi modo lui possa entrare, altrimenti il primo che entra poi si mangia tutti i pedoni. Invece per fortuna ha giocato tranquillo, qui stai da Dio, perché adesso il pedone il cavallo è anche sostenuto da un pedone, unica colonna aperta, cioè in realtà Esatto. anche questa lo è, ma è bloccata. Infatti quello era il mio obiettivo di andare a prendermela subito. Ok, Lui non l'ha fatto e ho detto, "Oh, a posto." ok. H3 non mi è piaciuta, che cosa ci voleva qui? E la colonna in E1. Subito, Sì, la colonna, sì, la torre tra in l'altro con E1. tempo. Sì. E poi, che cos'altro ci vuole da giocare? Proprio va fatto nei finali. E re in F2. Re in F2. Come minimo Re in F2 che un giorno se la tua torre se ne va da qui comunque non lo fa entrare in settima, eccetera, eccetera. Re F2, sì. Sì, qua ho giocato questa perché avevo paura di quei pedoni, in effetti. No, un Sbagliato. 3 contro 3 non ti succederà mai nulla di nulla. Sì, sì. Anzi, così forse gli dai modo in futuro di bloccarti anche questo qui. Se te li tenevi così, secondo me stavi anche se lui veniva, poi spingevi. Secondo me sì, qui centralizzare la torre e il re. Ok, questo e poi urge, secondo me, urge una roba del genere per consolidare un po' Ah, di Mizze, qua è vero sicurezza. che faccio una cavolata. Poi più avanti. È vero. Ok, ancora una volta, se il tuo obiettivo è andare qui, Diagonale. Sì, bravo. sì, sì. Ok, fin qui tutto bene, c'è il tuo pedoncino di vantaggio. Ok, va bene. Non puoi entrare in settima purtroppo. Potresti entrare, no, in ottava neanche. Prima potevi magari andare a dare i problemi da dietro ai pedoni. Così va bene. Ok, ora c'hai l'attacco su questo che puoi decidere di difenderlo col cavallo di torre. Decidi di cavallo. Adesso c'è questa però. Se era un attimino più forte che entravi in settima e lo inchiodavi. Non mi ricordo Ok. perché non ho giocato quella, però l'avevo valutata. Ok. Questa Però l'avevo forse ti valutata arrivava col re. perché... Ah sì, ecco perché avevo paura del re che si avvicinava e poi dovevo spostarmi No, hai e ragione. No. perdevo sia la traversa 5 perché io volevo Sì. spingere il pedone A Non funzionava. e... No, hai ragione, non funzionava. Ok, beh, questa è buona. Ok, quindi torre attiva, torre passiva che è l'unica difesa di proteggere questo e ricordati ovviamente che tu hai anche ad AGX questo attacco, quindi se trovi il modo anche di fargli spingere questo, comunque gli cade l'altro.
E qui infatti io volevo andare con il cavallo in F4. Però mi ricordo di aver giocato prima il re, perché ho detto prima mi evito qualche scacco, tipo che il... E invece ho sbagliato, Forse perché... qui addirittura re verso il centro. Lo so. Ok. Oh, questa è buona. Questa è la stessa di prima migliorata. Sì, Scusa, come si salva lui da questa cosa? Come si guarda, salva lui da questa cosa? adesso faccio vedere cosa faccio. Allora da... Ah, 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 ah. Ah, ok, ok, ok. Porca vacca. Ok, sì, qui cioè, è giocata bene. Sto re maledetto, secondo me, se proprio vuoi muoverlo qui, verso il centro. Tanto scacchi. Però l'ho vinta, Cioè, se non erro. l'hai vinta? Se non erro, sì. Come fa? Ah, aspetta, aspetta. Ah, perché c'hai i due pedoncini qui. Perché ho giocato tutto sui pedoni. Mazza se li hai mangiati. Ok. Wow, due pedoni passati. Uno è bloccato. Questo è Però gli diventato blocco il finale di re. cavallo. È diventato finale di re praticamente. Basta, lui qua adesso tra poco va in Zhuang. Ma non ci Ecco. credo. Ecco. Ecco, ovviamente, questa forse non la sapeva, ma due pedoni passati il re non può mai scendere perché altrimenti c'è. Eh sì, vedi, stavo solo aspettando quello. Ho detto, dai, scendi. Scendi, Ottimo. scendi. Ottimo, ottimo. Vediamo quest'altra. Allora, qui eri il nero. Ok. Volevo solo vedere. No, va bene, va bene. Va bene. Ok. Ti ricordi qui? Mi ricordo se ne parlavamo insieme, credo di sì. Allora, questa spinta qui 99 volte su 100 è sbagliata. Perché lui No, non prende l'avevamo vista. spazio. Ok, lui prende spazio, ma in realtà non può prendere spazio così in fretta e su questo lato. Ovviamente lui si è già creato il lato della scacchiera dove dovrà attaccare. Cioè, quindi questo periodo andrà così. Ed è un Sì. lato poco favorevole in questa situazione. Poi alcune volte attaccare sull'area di donna è molto più bello, ma in questo caso quindi non va bene. E questa cosa di norma è punibile subito con B6, come hai fatto tu. E su B4 c'è anche la simpaticissima A5 subito. Sai che l'ho valutata quella, però ho detto no, poi dopo mi fa... Cioè, non so perché non l'ho giocata, pensavo che andassi in deficit. Qui stai strabene, perché per esempio, se ti catturava il pedone di torre, questi due sono doppiati, non c'è nessuna fretta di riprenderlo, ti rifacevi qui, guadagnavi il pedone qua. E questo cadeva, prima o poi, come minimo. Mannaggia. E se ti catturava questo qui, anche qui puoi giocare in 1000 modi, poi questo cade prima o poi, catturi questo. Lui non può catturare perché c'è la torre. C'è il mondo, sì. Ricordati che questa avanzata del pedone C, quando c'è il pedone E nella francese non ci puoi fare nulla. Ma questa avanzata prematura del pedone C si contrasta con B6 e A5 di fila. Ok. B6 A5. B6 l'ho vista e B6 l'hai vista, sì. A4 qua. A5, Infatti sì. qua ci ho messo un po' se non erro. Ah no, ho giocato anche questa, no, non è impossibile. No, scusa, hai giocato questa. Però ci ho messo tanto se non erro a giocarla. Ok, 2 l'altro modo per minuti. punirla, metti caso che uno non si ricorda questa cosa, l'altro modo per punire questa avanzata così sciagurata è vertere sulla spinta in E5, quindi donna qui, cavallo qua, e questa lui non può fare nulla per impedirtela, perché sì, può giocare questo. Tu metti la donna così lui evita, Ok. evita questa, e giocare su questa spinta qui. Cioè in qualche modo o con la spinta qui o con la spinta in E5 questa mossa non è buona. Alfiere 6 carina, che No, giochi questa ci ho messo 2 minuti. però bella, questa è bella perché tanto questo è il tuo alfiere cattivo, secondo me è carina. Qua ho sbagliato, ho fatto un misclick. Ah, ok, infatti No, immaginavo. io volevo fare H6, faccio no. Immaginavo. Ah, bella, carina. Ah, c'è a cavallo lì.
Porca vacca. Qui hai perso il pezzo. Ok, per causa di H6. Eh sì, per colpa di H6. Ok. Tutto per Allora, colpa di H6. sì, questa è. Gli hai dato l'avamposto con questa. Cioè, Ok, qui ti dicevo appunto se uno proprio c'ha donna qui, e ovviamente questa non può giocarla perché c'è la tua donna, e su questa tu hai questo gioco che è molto buono. Chiaramente se cattura stai da Dio, e qui la donna può andare anche qua, no? sì. E se non cattura, che ne so, non cattura, sviluppa un pezzo, hai questa, che ora la situazione è ben chiara, sia da parte tua che da parte sua, però preferisco il nero 10-0. Ecco, qui come lo continui l'attacco? Dimmi un po' come sviluppi i pezzi nel nero. Se tocca sempre al nero. Io Tocchi- qui penso che forse gli farei la spinta in B4, in B5, sai? Onesta, spinta in Perché gli B5 bloccherei onesta. tutto quanto. Onesta. Prima di partire con l'attacco bloccare. Esatto. Onestissima. Su questa. E su quella farei a 6. Mi sa che non la puoi fare, purtroppo. Ah no, perché sennò perdo la torre. Sì, forse devi catturare. Forse è l'unica, devi Sì, catturare. devo catturare. Forse sì. No, No, così. non mi piace più. Sì, non è male anche cercare di bloccare, ma col fatto che non comunicano le torri. Se c'era 6, sì, se c'era 6 era molto bella. Ok, parliamo un attimo di attacco. Come metti l'alfiere, come lo metti? È per forza in E. Ok, aspetta, scusami. Ok, qui. Per forza lì, sì. Poi il re dove lo metti? Ecco, il re io non so se arroccherei, perché dovrei attaccare su quel lato là. Mhm. Quindi sinceramente toglierei l'alfiere in B7 e arroccherei lungo. Ok. No, neanche perché arriva... Ah no, però c'è la torre Ok, qua c'è un bloccata po' di sua. mosse inutili del bianco, Sì. giusto per vedere. Ok, mossa al nero. Qui porterei la torre in G8. Questa qui? Sì. E qui comincerei a puntare i pedoni. Ok, ma che cosa consiglia la tua posizione? Perché nella posizione ci sono sempre tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. È vero, l'attacco solo a dire te lo consiglia, ma c'è un principietto? Ah sì? E i pedoni puntano là, dire. Sì? Adesso appena te lo dico dici, ah sì, quel principio lì. Aspetta. Ah, il pedone più avanzato deve essere Bravo, affiancato. bravissimo. Quindi questo deve andare qui, via il cavallo. E quindi in ottica di tutto ciò, anche l'arrocco corto, devo dire che non mi dispiaceva. Esempio, così, Ah, giusto. togliamo il cavallo da qualsiasi parte. E quello lì va anche te. spinto. Sì. Sì. Quindi ricordati, sì, queste cose, questi piccoli principi che Sì. aiutano. Chiaro, anche la spinta in H ora non la puoi fare, prima si poteva fare col cavallo in F6, con la torre in H, potevi spingere H, però anche questo è un altro modo, no, di attaccare, di procedere. Sì. Ok, chiaro che il nostro avversario non muoverà sempre la torre su e giù, però Ah no. per capire, era giusto per capire come potevamo impostare il gioco. Bene, vediamo velocissimo quest'altra partita e poi altrettanto velocemente ci facciamo una partita Va che bene. sta durando tantissimo questa puntata, stanno felici i nostri amici, meno Esatto. sempre il video editor, sempre meno. Ah, e questa hai giocato la Ninja Indiana, non so se la conosci. Sì. Lui, tra l'altro, prima volta che... Cioè, la conosco tipo le 4 mosse, cioè... Sì, bravo, va dato, quell'alfiere va dato. Sì. Però non mi ero Ottimo. mai beccato una persona che mi giocasse donna in C2. Mai. Bravo. Che è la prima mossa, no? Però Sì, non l'avevo mai beccato. sì. È stata la prima volta, ho detto, ah, pensa a te. Qui volevo fare spazio al cavallo. Sì, beh, questo è stato un errore da parte sua, no? Cioè questa spinta Sì, prematura ti ha regalato questa casella. sì. Quindi qui vedo in futuro oppure così. Però mi sa che forse questa l'ho persa, forse. Vediamo, allora Non mi c'è ricordo. questa che dà fastidio.
per forza. Ok, quella prima o poi va fatta. Forse avrei giocato prima per questa più attiva. Tra l'altro, ecco, vedi che poi se uno gioca attivamente escono sacrificio e non può catturare. Torre 18 l'avrei fatta solo quando lui avrebbe fatto... Però chiaramente forse volevi liberare la regina, no? Volevi liberare la regina, quindi giocare. Infatti mi sa che adesso gioco donna lì, no? No, è vero, gioco questa. Vietato farla questa. Perché? Vietato farla? È vietatissima. Ma c'è la donna sotto. Se mangia con il pedone... Cosa succede se ti mangia con un pedone? io rimangio con la torre. Ma c'è il pedone isolato. Sì, ok, prendi il tempo, eccetera, ma questo poi come te lo scozzi? Giusto. Capito? A livello di struttura... Giusto. Non buona. No, non Qui ci ho ti devi pensato. tenere questo. Ho pensato poi attacco sulla donna, attacco sulla donna. Ok. Poi quando vedi la donna... Sarà felice la tua ragazza che quando vedi la donna... E invece non ci ho pensato alla struttura in effetti. È stato un po' sciagurato. Questa è bellina, questa struttura qui è bellina. Sì, no, era bellissima. L'unico che puoi muovere è questo. Sì. Questo non comporta danni. Io non ne facevo niente però di quella mossa. Ok. Però qua ho detto, ma chissà se cattura, perché se cattura gli minaccio la donna, se no lui non vuole catturare, Ok, anche se non ha catturato, questo pedone arretrato. Quindi se riesci a mettere un cavallo, per dire qui, ti crea rogne. Beh, il pedone A. Poi ti mette l'alfiere qui. Sì, no, per carità, vediamo se riuscirà a sfruttare quella debolezza. Ecco, intanto... Stavolta non ho mischeccato. Quindi adesso presumo che tu faccia donna qui. Esatto, che la volevi già fare da tempo. Sì, esatto. Okay. Ecco, qui mi ha chiamato questa. Ok, perché... Ma bloccare questo attacchino? No, non è buona questa, scherzavo. Hai chiamato questa? Ah, ok, questo spazio per il cavallo che è ancora meglio di qui. Bella. Se non erro io questa l'ho persa. Arriva un po' di attacco qua. Questa gliel'ho persa. Ok, allora... Spero che tu non abbia catturato qui, perché sei un 3 contro 2. 3 contro 2, ma poi ti inchiodi la donna e ho veramente paura di cosa succeda. Bravo che non l'hai fatto. Sì, però c'è la spinta. Che è peggio. Ok, qui devi catturare per forza. Io qua non so perché non gli ho catturato l'alfiere. No, non mi ricordo cosa ho visto. Questo va catturato. Cosa succedeva? Prendevi qualche matto? Qui non può venire, che c'è. Non mi ricordo perché non l'ho preso. Infatti ho detto no, ma perché? No, facciamo un po' paura, Faceva molta paura. Facciamo molta paura. Cavallo G5, alfiere H7, scacco. E poi c'è paura. Sicuramente il motore, attivandolo, ci dirà che c'è il modo per uscirsene. Infatti qui c'era chi non avrebbe mai visto un cavallo in C va in D7, per esempio. No, questa faceva paura, dai. Umanamente parlando, qui appena facevi una mezza cavolata, che ne so, appena era persa. Sì, era persa, sì. Qui, non so, facevi una mossa inutile, Ma anche solo alfiere... Donna G5, RH8, Donna H4, Registro, Torre per i5. No, vabbè, dai. Hai fatto bene. Hai fatto benissimo. Umanamente faceva paura. Ok, catturato lì. Ok, qui è arrivata la torre. Eccola qua. Questa non ho visto. Chiaramente qui mi ha dato la torre e poi è arrivato il matto. Ok, allora che cosa è andato storto in questa apertura? Secondo me l'hai giocata bene, fin qui l'hai giocata tutta bene. È stata quella spinta di C. Sì, quella spinta lì. Sì. Qui appunto re al centro, una torre così subito. E su questa lui aveva già problemi. Se ti faceva questa c'era già la tattica. Guadagnare subito il pedoncino. Sì. E invece così. E ancora una volta qui avrei giocato per bloccare così. E così avrei bloccato.
E qui poi 6 di torre sicuramente mi arriva F4, rotture di scatole, magari potevo giocare Sì, col così. pedone. E poi bloccare qui, perché questa lui ce l'ha, no? Quindi cercare magari di rimanovrare qualche pezzo. Ok, la donna è il peggiore bloccatore, però magari in questo caso ci sta, così ti togli dall'inchiodatura, e poi cercare di metterci il cavallo qui che blocca, no? Perché l'idea è sempre di evitare, cioè di tenere... Ma quella spinta lì non mi fa avvicinare il pedone al centro, liberare la colonna, coragirsi sulla donna, no? Quale spinta? La sua spinta di pedone in D6. Ah, sì, no, non Lancio di sembra... pedone. No, non sembra pericolosa. E il problema è che, sì, no. Però questa va fatta che c'è... No, sotto in realtà questo... Sì, questa va fatta, dai, perché ti togli dall'inchiodatura. Eh sì. E poi va a capire come portare avanti il gioco. Con la bellissima 5. Una 5. O forse C6 in questo caso. Addirittura. Perché C6 ti togli la debolezza, no? Cioè questa qui è una debolezza, l'hai visto anche tu, no? Sì. Con C6, se lui ti cambia, te la sei tolta tu. E se lui non fa nulla e la cambi tu, non ce l'hai più. Cioè Con l'idea tempo è su che donna. le parti deboli, se possibile, uno se le toglie. E buonanotte. Bene. Patrick, proviamo a farci una partitina iper veloce, velocità della luce, che alle 11 è un impegno Vai. interrogabile, impossibile. Allora, condividi. Vai, condividi. E questo me lo devi battere, di farmi una miniatura. Sotto le 20 mosse me lo devi battere. Ci proviamo. Vedi? Yes. Gioco. Vai. Bianco, nero, bianco, nero. Nero. Vai. Esatto. L'inglesotta. L'inglesotta. Poi ti faccio vedere un modo per giocare contro l'inglesotta. Ok, la puoi... Ti piaceva tanto a Carlo. Esatto. Ah, Ah, la figlio di conosci? una buona donna. Questo sotto le 20 mosse è difficile. Ok, puoi fare D5 subito e rientri in una partita di donna praticamente. Sì. Vorrei evitarlo. Non ti piace quello stile? No. Ok, C5. C5, sì, rientrerà sempre prima o poi D5 la dovrei fare, secondo me. Sì. Così? Ma io questo glielo do subito. Sì. Io questo sono molto felice. Beh, sì, molto felice, sì. Molto felice. Ho il tempo, no? Buona. C'ho il tempo. Sai che mi sa che urge questa? Urge quella? Hai paura dell'espansione lì? E perché su Almeno quella non può lì farla. gli regali l'avamposto in B5. Lo so. No, Lo secondo me non so. fa paura quell'espansione. Cioè, se vuoi mettere l'alfiere in C5, se lo vuoi mettere in C5, sì, ti dico di sì. È che io vorrei metterlo qua l'alfiere. Solo che se lo metto qua tanto mi fa questa. E ti faccio una domanda. E se metti l'alfiere in C5, cioè non hai paura che lui poi ti inchioda il cavallo con l'alfiere G5? Perché hai capito il solito discorso dell'inchiodatura, no? Poi quello che... Ma ho questa. E poi lui va in H4? Cioè, capito? Giusto. E secondo me l'alfiere va in E7, perché se no ti arriva quella. O giocavi H6 subito adesso, ma non è da giocare. Dimmi se sei d'accordo. Se... Sì, infatti ero indeciso se mettere l'alfiere qui o qui. Ok. Sì, in C5 sicuramente è sempre più attivo, però devi prepararla con A5, quindi perdere un altro tempo. Perdere tempi, sì. Ok, questo ha deciso di giocare in codesto modo. Beh sì, questa non può farla. No.
quindi ho il tempo di arroccare. Nel dubbio. Ok, partita strana, no? Direi sotto le 20 mosse no, perché molto strana come partita. È sempre così, come t'ho detto, no, ritornando sempre alla vecchia mezz'ora. Sì, ovviamente. Questa però adesso non posso più farla. Forse mi aprirei il fianchetto, sì. Il cavallo ha la via di fuga qua, in caso. Per ora non può giocarla, però magari adesso tira fuori il cavallo e poi la gioca. No, neanche, non gli serve. Stavo pensando di dare l'alfiere camposcuro, solo che prima o poi dovrò giocare questa io. Cioè, gli E regali quindi, l'alfiere? e quindi darei l'alfiere buono. No, 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 non così, chiaramente. Ah, ok, ok, ok. Però era per dire, proverei a darglielo, solo che poi mi toglierei il mio alfiere buono. No, quindi mi sa che forse giocherei questa. Su questa non può fare niente. Cioè, può mettere un altro pezzo, però a quel punto io posso fare questa. Sì, dai. Ok, questa urgeva, altrimenti poteva veramente spingere ed erano guai seri. Quindi questa urgeva. Occhio che il L'ho pedone vista, di buono. 6, il pedone di 6 ora è un pedone debole, perché? Sì, è perché non è affiancato da C. Esatto, non ci sono più pedoni che lo difendono, quindi e al raggi X lui attacca già con l'alfiere e con la donna, c'è già 2 attaccanti lì sopra. 1, 2 e io solo. No, 1, 2. No, dico Quindi sul pedone in D6, no? mangio, mangia, mangio, mangia. Sì, sì, sì. Faccio fare questa. Però Mizera GX è brutta. No, Sì, sì. ma ho questa ora. Vedi tu se ti piace, giocala. Non mi fa impazzire perché l'alfiere. Cioè, poi cosa faccio? Metto l'alfiere qua, ho spinto qui. No, mi sa che giocherei questa. Ah sì, non mi piace il raggi X che dicevi tu, non mi piace il salto cavallo B5 con attacco sulla donna, B5. B Bologna 5, Ah, attacco qua. sulla donna e sul punto debole D6 e devi ritornare a casa. Allora, nella siciliana, quando si mette la donna in C7, si gioca E se sempre faccio prima così? A6. Sì, Ah, gioca a ok. 6, perché per mettere in C7 c'è bisogno del pedone in E6 e ce l'hai, e il pedone in A6, E6 e A6, che evitano quei salti del cavallo che attaccano la donna. Quindi quella si chiama la culla della donna, però devi fare anche A6. Ok. Eh, eh. Vuole fare questa? Però se fa questa mi va bene perché non c'è più il salto del cavallo. Sì, esatto. Cioè è quello che è da considerare. Quindi forse io farei questa. Però poi il cavallo dove va? Ma può andare qua a bordo scacchiera. O tornare indietro. Poi rimanovrarlo qua. Ah, qua e qua. Ma
Se invece gli attaccassi il suo alfiere. Io gli attacco il suo alfiere. Se lui spinge, Questa non mi fa impazzire, sai perché? Perché hai mosso perché? un pezzo che abbiamo già sviluppato, quando dobbiamo ancora completare lo sviluppo, esatto, e il cavallo in H5 è sospeso, è RGX dalla donna, quindi... E infatti adesso figurati. lo do Ah, ok, subito. beh, adesso lo dai subito. Sì, lui doveva giocare alfiere 3. Se giocava alfiere 3, secondo me ti dava qualche noia. Ok, adesso come è andata siamo felici. Sì. Non so se giocare prima questa. Se gioco questa lui mi spinge. C'ho anche questa. Completiamo prima lo sviluppo, dai. Ok, la colonna H aperta, semi aperta per lui, non ti fa paura. Ma no, per ora no, perché sulla spinta spingo. Se lui mi mangia, e mangio. Ok, ok, Se lui poi rispinge, mangio, spinge. ok, Eccolo qua. ok, ok. Potrebbe far schiantare quel pedone. Dici che lo vede? Allora, se dovessi fare mai una spinta di quel tipo lì, il principio dice, Bloccarlo. sulle spinte ai lati corrisponde del controgioco sul centro. Ok. Sì, Ah, eccolo eccolo qua che lì. arriva. Qua o qua. Mm, forse lo metterei qua. Sì, lo metterei qua, dai. Al massimo si cambiano le donne. Adesso gli arriva questa e se ne deve andare via. Sta ragionando su come darti matto, secondo me. Addirittura? Sì, ed è difficile, eh. Però se sta pensando così tanto, Eh sì, perché quella colonna semiaperta ti chiama dicendo ma qui c'è il matto, qui c'è il matto. sì. Però ogni volta che mi ci ritrovo, In che modo secondo te potrebbe darti fastidi seri? ecco la spinta del pedone. Ok, spinto il G4. pedone G. Sì, con la spinta del pedone G sono obbligato a spingere in G5 anch'io. Sì? Però non... cioè così perderei il pedone H. Perché come faccio? Cioè, se posso mettere l'alfiere. No, beh, posso mettere l'alfiere. Adesso che ho messo la donna lì, posso mettere l'alfiere. Ecco perché ho messo la donna. Sì, se spinge col pedone G, metterei l'alfiere in G5 per bloccarglielo. Ah, perfetto. Meno male. Mi dà il cavallo? Però per il mio alfiere è buono. Vabbè. Occhio che ci ha pensato 2 minuti. Sii sempre sospettoso quando ci pensano tanto su una mossa. Ah,
faccio il doppio attacco. O peggio, perdi la donna. Se loro lui gioca a cavallo per alfiere, tu mangi con la donna sospesa, scacco, perdi la donna. Occhio, sì, sempre sospetto quando ci pensano tanto per fare una mossa, o hanno attivato il motore o gli è parso il lampo di genio. Ecco. Occhio, hai giocato subitissimo. Quando ci pensano tanto, non giocare subito. Ok. Ok. E quello alfiere in trappola. Praticamente sì. Verso il pedone. Ah. Vuoi difendere l'alfiere? Forza. Ma porca vacca. E c'è il pezzo in più. Ok, dopo rivediamo, ti dico cosa secondo me andava cambiato dall'inizio. Ok. Questa è proprio una partita perfetta di quelle che ti Sì, che mi dico. dicevi che pensi di aver giocato bene. Esatto, Ok, esatto. ok, Questo è proprio il colmo di quello che ti ok, stavo dicendo ok, prima. ok. Questa alla fine mi sa che finisce entro le 20 mosse, ma per lui. Cioè, a favore suo. Cioè, non so cosa stia pensando. Qui c'è il cambio dei pezzi, no? Ah no? Non c'è il cambio dei pezzi? Ma guarda te. Ma guarda te. Siamo un po' bloccati. Siamo un po' bloccati che sta mossa, sì, questa era la mossa secondo me migliore che ha fatto lui, C5. Ritorniamo sotto i 1200. Tra l'altro la seconda puntata, terza puntata, ho letto qualche commento dove i tanti hanno scritto ho perso un sacco di punti. Ho detto anch'io, ragazzi, anch'io tranquillo, sono nella vostra stessa situazione. Questa è la testimonianza. Proprio ci sono dei giorni che perdi a profusione ogni partita, guarda. Sì, 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 ci sta. Io adesso sto è un periodo in cui sto giocando spesso dal telefono. Non ho mai giocato dal telefono, lo odio giocare dal telefono. Io al In cui ho contrario. perso più di 100 punti sugli CS nelle blitz. Poi gioco nei momenti peggiori, quando so che mi chiamano da un momento all'altro. Cioè, vabbè, stendiamo un velo pietoso. Ah.
Ma questo cosa fa nella sua Tra vita? l'altro io non riesco a vedere il tempo perché c'ho la barra di... Non la puoi Ok, spostare? ok. Eh no, mi scende sopra dall'alto e ogni tanto se ne va, ogni tanto ritorna e ogni tanto si blocca. Ok, 8 minuti e 20. Sì, c'è qualcosa che non va, dai, non puoi pensare così tanto. Non so. Quello che dovrebbe fare Donna e 2, Donna e 4, minaccia di matto in batteria di Donne Alfiere. Adesso siamo con la spinta che abbiamo fatto il pedone in H6, ci siamo un attimino indeboliti sulle case chiare e quindi lui dovrebbe fare batteria Donne Alfiere per andare in H7 e dare matto, sì, matto. E non posso giocare G... Eh no, perché c'è... Perché ti cade H6, sì. Ok, ha fatto la batteria al contrario, che fa meno paura. E beh, più che altro perché se spinge tanto c'è H8. Sì, esatto. Cioè, cosa può Sì, sì. fare? No, non... Questo Cioè, sta forse lui vuole meno fare paura. questa. Beh, no, dai, saremo felici su quella. Credo che... Vuole fare quella. Allora, io qua devo... Mi sa che devo dare la torre. c'ho un po' la sensazione anch'io. Mi sa che devo dare la torre. Cioè, non vedo altrimenti per uscire fuori da Il questa cavallo ti situazione del blocca tutto, cavolo. ti blocca l'alfiere, ti blocca la torre, ti blocca la regina. È un avamposto micidiale. Mamma mia. Avamposto micidiale. Sì, Non so se dargli prima il pedone. Stavo pensando anche forse a questa. Eh sì, questa qua. Bella incasinata quella. Se spinge in B5... Può mangiare così. Dici lui spinge in B5. Minchia. Rovinato. No, forse mi sa che mangio. Mangio per poi dare... Ok. Perché Dai. Ha senso, sì. mangio, mangia, mangio, mangia, mangio. Sì, almeno ti riprendi un pedone, diciamo. Più o Ti dà meno. 5 punti, ne prendi 4. Sì, credo che era l'unica, eh. No, perché secondo me qua... È finita a breve comunque, però Con dignità. proviamo a fare qualcosa. Ma lui in tutto ciò arroccherà mai? Cos'è che... No, dai, No, io dice penso che ormai non nulla forte. arrocchi... Penso che arrocchi più. Adesso però qua cosa faccio? Vado a raggi X sulla torre? Mm. Però qua se sposta la regina gli cade. Non lo so, adesso io lo metto di qua e direi raggi X e lo metto dall'altra parte. No, dai, è buono, è buono. No, Normale. dai, cioè, è vero che raggi X, ma molto a raggi X, ma dai, non può succedere nulla, no? E invece arriva G4, G5, E fu così che presi e fu Martino 1. così, e fu così. Ok, respiro, un po' di respiro. Aria, ritorne. Eh, non c'è più raggi. Arroccato. Io voglio cambiare quelle donne. Mannaggia. Ma su questa non gli cade l'alfiere. Adesso. Non c'è più la torre. Gli cade l'alfiere, no? Spingo. Lui magari lo dà. Io lo do. Lui mangia. Sicuro. E mi ritrovo bello incasinato. Con la regina in faccia al re. No cosa buona. Quindi la eviterei.
Qua c'è il principio di non dare i pezzi, però questo cavallo cosa fa? Vabbè, posso mettere, poi lo rimanovro qui. Forse prima farei questa, no. Sì, no. Se io lo mettessi qua, poi dopo posso andare. Ok, posso metterlo qua perché poi alla prossima c'ho questa. Sostieni il G6, sì. Però se ti metto ora una torre in faccia alla donna, dove vai? Che poi c'è la settima traversa scoperta, ti entra in settima con attacco Lo so, l'ho pensato anch'io. cavallo e alfiere. Però non sapevo cos'altro fare. No, beh, è difficile. Sì, G6 lo potevi giocare subito, però cioè, ti andavi a incasinare in una maniera incredibile. Eccolo qua. Questa è tosta. Questa è tosta. Mannaggia. Ora. O cambiamo le donne, però mica con un +4 mi asfalta. Però non vedo altro modo, perché tanto mi entrerà. A parte che se anche cambiassimo le donne poi mi entra in settima, no? Così, 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 così. E sono bello che fregato. Quindi non serve manco cambiare le donne. Se lo metto qua mi entra qua. Sì. Non posso tenere quella casa chiara, che l'unica è questa. Ma guarda te. Posso fare questo però. E mi gioco la donna. Cioè mi gioco. O forse è meglio questa a sto punto. Così sostengo sempre questa spinta. Però poi se lui gioca questa, perdo la donna. Vabbè, se gioca quella tanto c'ho il pedone. Sì. Non male, non male. Stavo pensando al cavallo, però il cavallo qui almeno posso No, portare questa. non male, mi aspetto un alfiere E4. Così salva l'alfiere. E Alfiere. Ah, qua. sì, ti rompe le balle lì. Un cambio di pezzi. Io c'ho questa, no? Sì, c'è quella c'è. Che non fa assolutamente niente, però mettere solo la colonna. Mettere solo la torre su colonna libera. Ah, mannaggia. Complicata, eh. Se non mette l'alfiere qui e non fa nessun'altra minaccia forte. Mm. Cosa ha visto? Che non abbiamo visto. Ah, ho Perché? capito cosa ha visto. Però non credo che ha visto bene. In che senso? Perché questa? Ma mi becco qualcosa? Ok, se andavi di donna arrivava alfiere 4. Esatto, questa qua. Però così non penso faccia paura, no? Ma no. No, penso dai che sia stato un po' magnanimo, ti abbia ridato un po' di materiale. Eh, eh.
Non so dove cavolo mettere sta torre. Sicuramente devo spostarlo, non posso stare inchiodato così. Però non so se prima spostare la regina per fare questa. Però a questo punto farei direttamente questa. E basta. Sì, andava tolta quella torre da lì. Andava tolta. Forse l'avrei messa in D8, forse dietro al cavallo, forse. Così la donna era libera. Non lo so. Anche Ma ci lì... posso mangiare il pedone, no? Cioè, Sì, chiaro sì. che se adesso se lui fa questa, io comunque ci avrei questa prima. Ok. Perché se mangia, mangia, oddio. Ok, occhio al tempo, eh. Siamo sotto i 3 minuti. Sì, Quindi... Ok, cosa vuole fare? andare qua. O forse vuole andare qua. Io per ogni dubbio mi sposto. Quindi se viene qua c'ho il cavallo e non può, Se ti cambio prima il chiaramente. cavallo? E sono costretto a dare anche la donna. Per forza. Ok, sì, voleva darti il matto in ottava, bravo che l'hai visto, perché c'è l'alfiere che non ti fa scappare su col re. Eh, Ma guarda Teo. E di dov'è sto giocatore? Che bandiera è quella? Egiziano, sì, Egitto. Ah, ok, dai, che non sta trovando i colpi più forti, quindi vuol dire che siamo ancora in gioco. Non so perché sta aspettando mettere... Mannaggia. Mi fa paura sto Quella, cavallo. quella deve arrivare, purtroppo. Quella deve arrivare. Eccola. Ok. Allora, la torre è vero che ora controlla anche lì la torre che hai messo, no? Però sì, magari... Forse farei questa. Quale? F5. Ma non posso, c'ho la donna. Ah. Se si gioca questa lui ha qualcosa, no? Non dovrebbe avere niente. Non dovrebbe avere niente. Se gioco questa, invece, mi mangia il pedone. L'hai giocata? Sì. Oh, cacchio. Troppa pressione, troppa Troppa pressione. pressione. Troppo, sono d'accordo. Ti richiedo il controllo. Sì, Ok, però allora, vediamo subito perché questa partita secondo me è stata impostata... male, malissimo. Sì, cioè, secondo me potevi Sì. evitartelo. Potevi evitartelo. Allora, ehm, Niente. queste difese che hanno come la Nizzo indiana, che hanno il piccolo centro e non c'è nessun pedone sul centro vero e proprio, sono toste da giocare, che se sbagli qualcosa vieni travolto in termini di spazio e a parità di forza tra due giocatori, quello che ha più spazio gioca molto più facile e l'altro soffre. Perché andare a soffrire? C5, ok, hai preso un pochettino di spazio, ma resta il fatto che secondo me prima o poi andava fatta questa. Andava fatta questa qui, catturava
catturavi e Io poi non riesco mai a giocare, ogni volta che gioco con la colonna E libera perdo sempre. Ok. Qui è stragiocabile ancora, qui stai bene. Il problema è sempre questo, cioè nel senso che questo c'è il rischio che se vai in D6, che non è diciamo brutta, però è un pedone lì che è debole, non difeso da altri pedoni, quindi l'obiettivo è cercare di farlo andare in D5. È chiaro che in D5 magari diventa pedone isolato, no? Se io cambio un qualsiasi cosa io vado a cambiare. Sì, sì. Dopo tutti i cambi è isolato. Quindi per questo non mi fa impazzire quel pedoncino D che rimane a casa. E qui ti ha tolto completamente questa, no? Dopo che ha fatto anche questa, Basta. non c'è più. Certo. Forse qui D6, che poi l'hai giocata, D6, forse avrei preferito in questo caso uno sviluppo così molto molto piccolino e con A6 per evitare questo e la tua donna in C7. Credo che fammi alzare il motore. Ok, ora ho mosso al bianco. Ok, non ci possiamo vederlo, ma credo veramente che era questo il setup da impostare. Ma come vedi, sei molto compresso, non hai neanche un pedone sulla Certo. quinta traversa, no? Se Quindi schiacci la secondo lente me... forse possiamo vederla. Ah, ok, sì, sì. Aspetta, Con la voglio provare a lente. ragionarci da Sì. umano, poi dopo lo metto volentieri. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. B6, ecco qui diciamo sto controllando anche questa, quindi urge D6 che hai giocato, o almeno abbiamo tappato un po' quell'alfiere che era fortissimo. Qui prima di questa assolutamente a 6, perché altrimenti ti arriva lì. Per fortuna non te l'ha fatta. E qui credo sempre a 6. Questa sembra buona, ma ricordati che hanno questa. Non la fa nessuno, se non ad alti livelli, ma hanno questa. Gli rimane l'alfiere buono e devi perdere un tempo per tornare a casa. Occhio che questa non sempre è giusta. Non gioca nessuno questa, ma se attivi il Perché motore... giustamente c'è il pedone che è in E4 e non in E3. Sì, bravissimo. Ecco perché. Sì. E invece è andato lì e quindi qui ti do ragione. A questo punto, ok, giustamente sviluppi il pezzo, lui gioca ai 5 e ti ha fatto questo giochino qua. A questo punto hai giocato H6 di botto, che sicuramente è la Ma lì col mossa che di doppio norma crea meno attacco. scompigli. Ma forse è da valutare, dopo lo chiediamo anche al motore, sai che è un G3. G6? G6. Sì, perché non ha l'alfiere camposcuro, quindi questo È indebolimento vero. che ha creato, tu ce l'hai, tu togli la torre, questo lo metti in fianchetto, qui stai Fortissimo. abbastanza tranquillo. Quindi personalmente avrei giocato questa, però magari è sbagliata, dopo attiviamo il motore. H6 fa sempre paura, come dici tu, che crei subito queste, o che cacchio ne so. Se avesse giocato questa, io credo che avrei controgiocato, ops, scusami, credo che avrei controgiocato sul centro in qualche modo, più che cercare di difendere. Ok, è arrivata questa, donna di 8. E avresti messo donna D8 o donna B8? Ma anche B8 era interessante perché minacciavi sempre la cattura qui, ma penso sia uguale, Il problema è... il problema è che qui non potevi catturare, che c'era questa. E niente, poi da qui in poi secondo me c'era poco da dire perché siamo compressi, mega avamposto. Guarda, la partita è veramente finita qui, a mossa 18. Cosa avrei cambiato? Mi sarei dato più spazio da subito. Secondo me Con questa donna D5 e via. ti risolveva tutti i problemi. In caso di cambio, la tua struttura pedonale diventava questa e c'hai spazio per tutti e due gli alfieri che possono già andare dove cavolo vuoi. D5. Infatti contro l'inglese
per chi non vuole proprio studiare nulla, per chi non vuole proprio studiare nulla, si gioca E6, D5, rientri in una sorta di gambetto di donna. E sono tranquillo. E sì, sei tranquillissimo. L'altro sistema che conosco io Proverò. contro... Proverò. Ok. Oppure l'altro sistema contro l'inglese era quello di mettere tutti i pedoni sul nero, questo è bellissimo. Di mettere tutto sul nero. Ovviamente se metti tutti i pedoni sul nero, l'alfiere nero glielo devi dare. Non so, sto facendo un po' di mosse. Tutto sul nero. Tutto sul nero. Anche i pezzi. Anche i pezzi. Questo cavallo lo mettiamo qua. Voglio mettere l'alfiere qui, però magari mi arriva il cavallo, quindi tutto sul nero. Ah, con F6, non con H6. Così. E questo è un sistema carino. Tutto sul nero, così gli impedisci anche questa. Ovviamente ora gli hai reso più forte questo, quindi adesso bisogna consolidare con donna di 7 e poi ti giochi la partita. È un sistema. E la Rocco? Cosa? E la Rocco? La Rocco non c'è. La Rocco No, è non c'è. caruccio, questo è caruccio, Questo è caruccio E perché... dove metteresti il re dopo? In lo tieni in qui. F7? Ma no, lo tieni qui. E non fai Tanto... comunicare le torri? Ah, sì, magari all'occorrenza lo metti in F7, sì, per... No, questo All'occorrenza. è caruccio. Perché vedi, c'hai già... Va bene. Vediamo la revisione, cosa ci dice? Fai schifo, mi dirà. Comunque ricordati, cioè, giocare con meno spazio è più difficile per tutti, quindi perché andarsela a cercare? Quando poi liberti i pedoni di 2. Ho giocato per tanti anni la siciliana, la variante Scheveningen, che si chiama siciliana del piccolo centro. Minchia, Ok. vedevo le partite di Kasparov che le vinceva con una maestria. Oh, le peggiori mazzate le ho prese in quel periodo lì. Poi ho cambiato apertura, sono rinato. Cioè, per dire, no? È così. Mannaggia. È così. È un po' quello che mi era successo a me quando sono passato alla Liekin. Sì, perché devi sapere, questo ho fatto 92,5, ho giocato bene, Ha fatto 92,5. Sì. No, abbiamo fatto poche mosse. Allora, su questa, lui che ha giocato, ok, D5, D5 consigliata, D5 anche quella che hai fatto tu, anche quella che hai fatto tu è buona, però D5 chiama, ok, ci perdi 4 per forza, qui cavallo va bene come hai giocato tu, e su questa cosa dice D5, o A6 come dicevamo, per avere quella che viene chiamata la culla per la regina, perché il cavallo non ti può saltare e rompere le scatole. Quindi questa proprio ricordatela, quando c'è quella roba, quando c'è questa struttura qui, A6 chiama, scusami, E6 chiama A6 per evitare il salto del suo cavallo. Però sicuramente non l'avrei fatta adesso probabilmente D5 o alfiere l'avrei messo da qualche parte. Ma guarda te. Alfiere. Ok, adesso non si può più fare D5. Al Rocco va bene. Torre 8, D6, B6. B6 è stata giocata. D6 giustissima, a questo punto giustissima. Ah, ok, qui lui cercava di prendersi questa casella qui, ti devi mettere il cavallo da qualche parte per poi metterlo qui, per riuscire ad avere un po' di gioco sul centro, che altrimenti sei in balia delle sue mosse. Donna C7. È ottima. Vediamo, ma 6 la consiglia qui, prima di questa? Se facevamo a 6, morivamo in qualche modo all'istante? No. Va bene. Donna C7. Arriva quella. Questa qui. Ecco sì, c'è alfiere 3 come prima scelta. Ok, adesso c'è anche l'attacco sulla donna, ma poteva rifugiarsi anche in quella diagonale lì.
E qui secondo me sei andato a stare meglio. Infatti in precisione, io lo catturi, stai da Dio. Pensa te, qua stavo meglio, ho perso. Ok, Sì, vabbè, stavo meglio. Avevo mezzo punticino in più. per il B7, cavallo B5 ti ha rotto le scatole. Questa qui purtroppo non hai potuto rispondere come volevi, cioè qui uno voleva rispondere così, però ti arrivava lo scacco di alfiere, poi toglievi il re, scacchi di scoperta, disastro. E quindi sì, qui ecco, G6 forse era un attimino meglio di H6, per quello che dicevamo prima. Però non penso che sia H6 che ti abbia fatto perdere. Dai, cioè, guarda che questa qua col cavallo è tosta, Sì. No? No, Cioè, questa è stata bella perché c'era la tattica qui. Qui l'hai giocata subito, se ci pensavi un po' questa l'avresti vista. sì. Ok, era comunque difficile che sto pedone non glielo togli più da lì. E il cavallo poi c'è il supporto per entrare qui. Mm. Ok, qui... No, cioè, è una bella tattica, ha visto, ha visto quella tattichina lì, niente, qui è veramente difficile da recuperare. Quindi sì, cioè piccole cose che secondo me, vedi, hanno ribaltato i sorti della partita. Secondo me, in modo pratico, è che avevi poco spazio per manovrare. E quindi ti sei trovato un po'... Per esempio, qui c'era il modo di salvarsi, prima di alfiere B7, ma dovevi giocare questa, che magari è una mossa che non ti sarebbe venuta in mente perché era doppia i pedoni, però prendevi spazio sul centro. Quindi se giochi così cioè devi essere bravo a trovare anche queste mosse qua. Ok. E questo gli bloccano anche un po' le avanzate, cose varie, no? Però sei bloccato anche tu. Non avendo giocato questa, ed ho giocato una mossa normalissima, direi, e poi è arrivato quello che è arrivato. Normalissima. Errore. Quindi lui aveva più spazio, è più facile giocare con più spazio, cioè a parità... Perché io ho fatto 2 errori mentre lui ha fatto solo un'imprecisione. Non ha mai sbagliato lui. Incredibile. Mai, guarda. Porca. Non ha mai sbagliato. Allora, Mai verso una la mossa fine, secondo sbagliata. me, fammi vedere come è andata verso la fine, perché verso la fine secondo me ha fatto una serie di mosse strane. Fammi vedere. Cioè, anche quando c'era lì che ha messo in batteria la donna, ecco, la donna dietro l'alfiere, secondo me questo è un errore. Donna C2. Qui ha iniziato secondo me a giocare... questa è la mossa migliore, alfiere e scacco, non ci credo. Quella è la mossa migliore. Ma no, dai. Perché è la mossa migliore? Ma no, ma non c'è questa... Allora, qualche dubbio forse mi sta venendo. Dai, questa non era da giocare. Questa non era da giocare. Cavallo qui. Ci perdi 6 giustamente. E qui hai giocato a Rocco. Tutte le mosse migliori sta giocando. Beh, qui che ti ha sacrificato la torre, terza scelta? Ma non lo so. Non lo so, Patrick. Ah, è vero, qua ha giocato pure. Non lo so. Fiere 4. No, non lo so. Ah, guarda, la torre doveva andare dietro in D8, come dicevi tu. Qui ho fatto l'altra imprecisione. Ok. Mi ha punito. A torre di 1 giocato. Cos'è che dovevo fare qua? Al posto che torre D8? No, io al posto che torre D8, cos'è che dovevo fare? Tu torre a posto di torre B8? No, al posto di esposto di regina D8, scusami. Aspetta, torniamo indietro qualche mossa che mi sono perso. Da là, io sono andato giù in D8, che è imprecisione. Lui ha messo torre dietro la donna. Ok. E io sono andato in D8 con la donna. Però me l'ha data in precisione. Ah, sì, cos'è che dice il cavallo? Cavallo lì. E perché? C'aveva il tempo sull'alfiere, non poteva andare via con la donna perché la donna proteggeva l'alfiere.
Ok, ho Ah, messo la torre. Ok. Ah, che ha giocato bene, ha giocato bene. Ha questo giocato, indubbiamente. ha giocato bene. E non possiamo dire, purtroppo, da quando c'è questo fenomeno del cheating online, uno sospetta sempre, anche magari quando non è il caso di farlo. Però sai come Certo. si dice, come è il detto, a pensare male si fa peccato, ma a volte si azzecca, no? Spesso si Sì, azzecca. sì. Quindi non lo so, io dai, voglio pensare positivo e dire che potevamo giocare con più grinta sul centro. Sì, sicuro. E mal che vada hai perso contro Stockfish, cioè, ed è fa curriculum, cioè. Però comunque ho dato che veramente da 1200 in su, cioè È tosta, è tosta. non pensavo, cioè pensavo magari così verso i 1500, invece già 1200 No, è trovi tosta persone che sono perché, veramente cioè, forti. incontri Fritz 12, Ribka, Stockfish 15, cioè è tosta, è tosta salire. No, dai, scherzi a parte. Giocano bene e come vedi, se è nata dalla sua testa, vedono anche tattiche Eh sì, attive, cioè queste sono armi affilate. Ecco, noi dobbiamo affilarle ancora di più e adesso che hai visto i Puzzle Racer sull'ICS, divertiti, perché lì dici, cazzo, oggi voglio arrivare primo, poi trovi sempre quello a 2005 che arriva primo, però vedi la differenza e dici, cazzo, se questo in 3 minuti ne ha visti 30 io ne ho visti 15. Se io ne vedessi anch'io in 3 minuti 30, cioè cambierebbero le carte. è abbastanza, direi. Quindi è bello perché non ti fai il solitario da solo, ma vedi esattamente gli altri come vanno. Eh sì, come sono la differenza tra me e loro. Bravo, bravo. Sì, sì, ci sono tipo 40.000 ore di problemi in più, ma. Tra l'altro è appena arrivata una sfida da Bruno Vispo, Va 93. bene. Adesso ti lascio giocare con Bruno, io devo scappare. Va bene. Patrick, grazie A te, Cri. del tuo tempo e spero che anche ai nostri amici, anche se siamo andati lunghi, sia piaciuta la puntata e ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao a Ciao a tutti. tutti, ciao.